Registrare un marchio. Quali sono i criteri principali per confrontare due o più marchi? Parte 2. Nei video precedenti, di cui vi lasciamo i link in descrizione, abbiamo cominciato a descrivere i criteri principali per confrontare due marchi. Infatti, prima di depositare una domanda di registrazione di un marchio, occorre svolgere le cosiddette ricerche di anteriorità, finalizzate a verificare che non esistano marchi già registrati identici o simili al segno che intendiamo sottoporre a registrazione come marchio. Come visto nel video precedente, due marchi sono simili se presentano elementi figurativi o denominativi simili e soprattutto se tali elementi in comune sono dotati di un elevato carattere distintivo. Un elemento di un marchio è dotato di elevato carattere distintivo se non è descrittivo delle caratteristiche dei prodotti o servizi che contrassegna. In questo video approfondiamo questo tema e vediamo quali altri criteri occorre tenere in considerazione per valutare la somiglianza tra due o più marchi. A parere della giurisprudenza europea, la prima parte di un segno denominativo è quella che di solito attira principalmente l'attenzione del consumatore, pertanto è quella che sarà ricordata più chiaramente rispetto al resto del segno. Tornando al nostro esempio di cui al video precedente, nel marchio Fruttisol che vorremmo registrare per contrassegnare succhi di frutta, in applicazione di questo principio la parola frutti salterebbe all'occhio del consumatore più della parola sol. Tuttavia, come già anticipato nel video precedente, anche se un elemento è identico a quello di altri segni già registrati, il grado di somiglianza è di regola considerato più tenue se tale elemento è dotato di scarsa distintività, come accade proprio per il prefisso frutti, dotato di debole carattere distintivo perché è evocativo del prodotto che contrassegna, ossia, come detto, succhi di frutta. Un ulteriore aspetto che deve essere considerato nella valutazione della somiglianza tra segni è quello concettuale. Nei casi in cui il segno presenta un significato chiaro e specifico che possa essere colto immediatamente, la differenza concettuale con altri segni, simili ad esempio sotto il profilo visivo o fonetico, può compensare la somiglianza visiva e uditiva tra i segni. Questo è il cosiddetto principio della neutralizzazione. Affinché sia possibile applicare il principio della neutralizzazione, occorre che il significato del segno sia chiaro e specifico per l'intero pubblico di riferimento rispetto al quale i segni presentano una somiglianza visiva o fonetica. Ad esempio, il segno Fruttisol presenta delle analogie concettuali con il marchio Solfrutta. Tale analogia concettuale sarà evidente solo al consumatore medio che ha una conoscenza base della lingua italiana o spagnola, che associerà entrambi i marchi ai concetti di frutta e di sole. Differente sarà la percezione da parte del pubblico di Stati membri dell'Unione Europea come Ungheria, Finlandia e Lituania, nei quali i medesimi concetti sono descritti con parole molto diverse da frutta e sole. A parere della giurisprudenza europea, per fondare un'opposizione alla registrazione di un marchio è sufficiente che il rischio di confusione tra marchi sussista anche in uno solo degli Stati membri coinvolti. Al di là dei criteri tecnici per il confronto tra marchi, per stabilire se sussiste un rischio di confusione tra due segni, occorre anche considerare l'impressione complessiva che tali segni provocano sul consumatore medio. Di conseguenza, se l'ufficio presso cui si è richiesto di registrare il segno riterrà che sussiste un rischio di confusione perché complessivamente due segni si assomigliano a prescindere dai singoli elementi di differenziazione, il titolare della domanda di registrazione del segno più recente dovrà rinunciare a registrare quel segno come marchio per quel determinato territorio e valutare alternative adeguate. Iscrivetevi al nostro canale YouTube, abbiamo un'intera sezione dedicata al diritto industriale. Per maggiori informazioni visitate il nostro sito e seguiteci sui social media.